Torna puntuale oggi Buonasera 287, la trasmissione di intrattenimento di Sicilia TV, in diretta dalle ore 21 sui canali 287 e 777 del digitale terrestre, spazio ai giochi con premi e agli ospiti studio. Tra i giochi con i quali i nostri telespettatori potranno giudicarsi tantissimi premi messi in palio dagli sponsor, la sequenza, il gioco dell'isola e il gioco del barattolo. In quest'ultimo gioco in palio la batteria da cucina Bavaria in pietra offerta da A Tutta Biancheria Giuseppe Montaperto Store. Un set da 9 pezzi, 3 padelle, 3 casseruole e 3 coperchi con la valvola. Per aggiudicarsela occorrerà indovinare il numero esatto delle lenticchie contenute all'interno del barattolo. Vi consigliamo di recarvi direttamente da Tutta Biancheria di Viale Pietronenni a prendere visione dell'importante aiuto che Giuseppe e Giuseppina vi daranno. Scaricate anche l'app di Sicilia TV. Spazio come sempre anche all'ospite studio. Avremo infatti il piacere di ospitare nel salotto di Buonasera 287 l'arciprete di Favara Don Giuseppe D'Oriente. Con lui parleremo dell'esperienza favarese, di come si aspettava di trovare la comunità e di come realmente l'ha trovata. Non mancherà occasione per affrontare e chiarire anche la recente diatriba tra Chiesa e amministrazione sui problemi cittadini. Le dichiarazioni fatte da Don D'Oriente durante l'omelia del Venerdì Santo non sono piaciute all'amministrazione comunale. Non può mancare la musica e il canto. A Sicilia TV ospite un allievo dell'Accademia Le Muse di Claudia Rizzo. Appuntamento quindi a questa sera dalle ore 21 per la terzultima puntata di Buonasera 287. Oggi è l'ultimo venerdì che si andrà in onda, l'ultima puntata sarà per giovedì 30 aprile. Con l'avvicinarsi dell'estate infatti si chiude la stagione televisiva, la trasmissione ripartirà con molta probabilità in autunno.